Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì ormai avete capito, vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, cosa stiamo facendo. Oggi in particolare è una giornata un po' piovosa, diciamo che stamattina il tempo ha tenuto e siamo stati in campagna, in vigna, abbiamo fatto un po' di stralciatura dei nostri vigneti. Nel pomeriggio adesso ci organizziamo, facciamo alcune piccole manutenzioni ad alcuni attrezzi, alcune cose che abbiamo appunto da sistemare qui nel capannone. In pratica cosa dobbiamo fare in questo momento? Dobbiamo andare a dare un'occhiata un po' al nostro compressore. In questo caso è un compressore che ha il cinghiolo che tende a slittare un po'. Ora dobbiamo andare un po' a capire come andare a smontarlo ovviamente e andare a sostituirlo. Ecco, praticamente questo è diciamo il punto in cui dovremmo noi andare a intervenire. Quindi praticamente questo cinghiolo che fa di fatto poi svolgere la funzione del compressore, in questo caso è stato già tensionato al massimo, però ovviamente col passare del tempo va ad usurarsi, per cui in questo momento non possiamo tensionarlo ulteriormente, ma è giunto il momento di andare a cambiarlo. Praticamente l'organo che dà energia a tutto il meccanismo è una pompa elettrica, la quale ha una possibilità di muoversi su una piccola rotaia, diciamo che sono dei fori allungati dove poi vengono appunto dove viene fermata questa pompa attraverso dei bulloni. Ora, in questo momento appunto siamo arrivati a fine corsa, quindi abbiamo già tensionato al massimo il cinghiolo, è stato tensionato tempo fa al massimo il cinghiolo, ovviamente con l'usura che ha avuto durante il lavoro che ha fatto, ovviamente è andato ad allentarsi ulteriormente, quindi in questo momento appunto non abbiamo più possibilità di spostare di fatto questa pompa verso la parte più esterna. Quindi dovremmo andare appunto, come si diceva, a sostituirlo. Diciamo che la base della pompa viene bloccata da 4 fori a ogni angolo, ovviamente con dei dadi. E in questo caso il dado del bullone è stato già tensionato, vedete, verso l'esterno, infatti qua si vede benissimo dove verso la parte interna si intravede quel foro allungato che dicevamo. In questo momento dovremo andare quindi ad allentare i vari bulloni, i vari dadi, e quindi poi sposteremo verso l'interno tutto il gruppo, quindi la pompa. E ovviamente dovremo però munirci di un cinghiolino nuovo un po' più piccolo di come adesso si presenterà quello usurato. Ecco, questo appunto è la pompa a cui appunto arriverà l'impulso elettrico e che darà origine al movimento. Ecco, mentre questo ovviamente è tutto l'organo che serve per fare assorbire, ovviamente aspirare l'aria e comprimere l'aria all'interno del serbatoio. Ecco, noi lavoreremo su due fronti. Allora, uno, prima di tutto andremo a staccare il carter qua davanti in modo tale da poter accedere al cinghiolo, che ovviamente, come dicevamo, ha un minimo di tensionatura al momento, non riusciremo mai a staccarlo, ok, in modo agevole, in questo modo, ma dovremmo poi agire sul secondo fronte, cioè quello di allentare i bulloni e i dadi che tengono ferma la pompa elettrica e quindi poi avvicinarla al centro del compressore. In questo modo si allenterà la tensione del cinghiolo. La prima procedura che abbiamo fatto ovviamente è quella di andare a staccare la presa elettrica, poi come vedete ovviamente anche dalla forma della presa, dal colore, questo compressore funziona con la 380, quindi è veramente un compressore direi anche professionale, datato, però fa il suo lavoro. E quindi, come dicevamo, prima di tutto sicurezza, quindi abbiamo tolto la spina. Dopodiché, tolta la presa, possiamo accedere ovviamente ai prossimi passaggi. Ecco, per togliere il carter, che è di fatto formato da una griglia esterna che va ad abbracciare una griglia interna, ci facciamo aiutare da una chiave del 17 e andiamo a allentare questi fermi. Ovviamente ce ne sono 3 su ogni lato, facendo un piccola leva e poca attenzione perché alla fine sono molto semplici da allentare. In breve riusciamo ad accedere, diciamo, al vano dove c'è il cinghiolo.
Ecco, una volta tolto tutti i fermi, siamo pronti per togliere la parte esterna, come vedete la griglia esterna del carter, e di fatto possiamo accedere al cinghiolo. Ecco, ovviamente qui possiamo andare a toccare il cinghiolo, però sarebbe difficile, magari facendo una leva qua sotto si riuscirebbe magari a toglierlo, però questo non è il nostro obiettivo perché poi ci complicheremo la vita successivamente. Ovviamente adesso, come dicevamo, dobbiamo andare a spostare la pompa e poi questo cinghiolo verrà completamente allentato e quindi poi sarà agevole andare a liberarlo. Ovviamente è evidente come una parte sotto si sarà un po' si sarà creata dell'abrasione e quindi slitta, e quindi appunto è arrivato il momento di andarlo a sostituire. Ora dobbiamo andare quindi ad allentare le 4 viti, 4 bulloni che sono presenti sui 4 angoli della pompa. Ovviamente per far questo ci muniamo di una chiave del 13 e anzi 2 chiavi del 13 che serviranno per fare questo lavoro. Questi sono i 2 dadi dall'altra parte da mollare. Iniziamo da questi che sono un po' quelli più difficili perché dobbiamo lavorare in spazi un po' più stretti. Dunque ce la facciamo. Non serve andare a togliere tutto, ma basta allentare quel minimo da dopo riuscire a avere meno attrito e quindi fare la slitta appunto alla pompa. Stesso procedimento per questa. Basta qualche giro giusto per andare appunto ad allentare la tensione e ripeteremo la stessa cosa anche per quest'ultima. Non può andare alla cieca e sentire la posizione giusta. Ecco, ci siamo e andiamo ad allentare ovviamente. Ecco, ora che abbiamo allentato, come vedete, i vari dadi bulloni che abbiamo sugli angoli, dovrebbe essere, ecco vedete, libera di andare a scorrere. Quindi in questo caso l'abbiamo riportato nella parte più interna e quindi in questo modo il cinghiolo che andremo ad acquistare potrà usurarsi man mano nel tempo e noi andremo a ripetere questa operazione finché il cinghiolo non arriverà a fine corsa, come è successo a questo. Quando ovviamente anche quello nuovo arriverà a fine corsa, sarà pronto da essere sostituito. Ecco, da come vedete c'è proprio una slitta sotto, ecco, che quindi ci permette appunto di andare a modificare diciamo, il tensionamento del cinghiolo. Diciamo che questo sarebbe un cinghiolo che ancora va, nel senso che il compressore, quando è completamente scarico, se noi lo accendessimo alla presa, quindi collegassimo al circuito elettrico, il compressore va, cioè questo cinghiolo riesce a muovere e iniziare a inserire aria all'interno del serbatoio. Quindi diciamo che il movimento riesce a farlo, ma quando è che questo cinghiolo ci fa capire che è arrivato a fine corsa? È quando il compressore arriva a una certa atmosfera. Quando c'è abbastanza pressione e quindi aria all'interno del compressore, appunto, cosa succede? Succede che il cinghiolo inizia ad andare un po' in affaticamento ed è qui che inizia un po' a slittare. Ora, noi durante la stagione scorsa abbiamo cercato di arrivare a fine stagione in qualche modo, consapevoli del fatto che sarebbe stato opportuno sostituirlo. Diciamo che siamo arrivati alla fine e quindi siamo stati contenti. Ora, in vista soprattutto della stagione prossima, abbiamo deciso di fare appunto questo lavoro. Ecco, come vedete adesso anche il cinghiolo si presenta completamente meno teso, più facile anche da far appunto uscire. Vedete anche la forma che ha il cinghiolo, sarebbe una forma tondeggiante. Ovviamente prima, che era in fase di tensionamento, quindi quando avevamo la pompa completamente spostata, vedete come anche lui si presentava completamente diverso. In questo modo, invece avendola appunto allentata, vedete, è molto facile andare a sostituirlo, a toglierlo, e quindi adesso dovremo andare a recuperare quello nuovo. Ecco, allora, sono passati un paio di giorni e siamo andati a recuperare il cinghiolo. In realtà non è un cinghiolo nuovo, però l'abbiamo diciamo, recuperato da alcuni cinghioli che erano stati smontati da altri motorini, eccetera, e secondo noi dovrebbe essere il diametro giusto. Adesso proveremo a vedere, ovviamente proveremo a metterlo in funzione e vediamo se arriva
alla massima compressione senza ovviamente slittare come faceva quello che abbiamo appena smontato. Ecco, allora vediamo se corrisponde, diciamo, la misura e appunto la lunghezza. Magari avessimo un cacciavite adesso, ma vedete, ecco, è andato a suo posto. Allora, diciamo che indicativamente dovremmo esserci, per cui in questo momento siamo abbastanza soddisfatti. Proviamo a tensionare leggermente la pompa e poi vediamo se funziona il tutto. Ecco, ovviamente portiamo all'allungamento al massimo il cinghiolo, come vedete, da questa posizione leggermente meno tesa a questa un po' più tesa, e andiamo a fissare i bulloni dati. Come vedete, i fori qua sono ancora abbastanza pervi, per cui diciamo da questa posizione andiamo a tensionarlo, ma abbiamo ancora spazio, vedete, abbiamo ancora diversi, diciamo un paio di centimetri, perché prima questo profilo era proprio a questo livello, per cui abbiamo ancora un paio di centimetri volendo, per cui anche andasse leggermente a usurarsi, se non slitta, se riusciamo dopo a farlo andare, diciamo possiamo ancora andare a giocare eventualmente ancora su qualche mezzo centimetro. Proseguiamo allora, dobbiamo andare a serrare, come dicevamo, i vari dadi e bulloni in modo tale che il cinghiolo possa rimanere tensionato e lavorare in modo corretto. Ovviamente stiamo ripetendo tutte le operazioni al contrario rispetto ai lavori che abbiamo fatto nella parte precedente, appunto nella prima parte del video, dove dovevamo andare a togliere il cinghiolo vecchio. Allora, in questo momento potrebbe anche funzionare il tutto. Andiamo a posizionare prima il carter, quindi la protezione, in modo tale che poi possiamo lavorare alla massima sicurezza. Facciamo il collaudo, magari invece di fissare tutte le diciamo le porzioni, queste qua, i blocchi, diciamo in plastica, ma ne facciamo uno da un lato, uno dall'altro, controlliamo e poi eventualmente andiamo a sistemare anche gli altri. Ecco, una volta posizionati i due blocchettini, andiamo a provare quindi a mettere in moto il compressore e vediamo se tutto funziona. Ecco, quindi colleghiamo la presa elettrica. Ecco, per una sicurezza in più avevamo abbassato l'interruttore, adesso solleviamo. Una volta sollevato, se il cinghiolo è abbastanza tensionato e tutto va bene, dovrebbe partire il rumore classico del compressore. Ecco, allora una volta appurato che il meccanismo funziona, andiamo a sistemare le griglie, diciamo. Abbiamo notato anche che appunto il compressore non va a slittare quando arriva a una certa pressione, che invece appunto era il problema del cinghiolo precedente, quindi in teoria insomma siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che ci eravamo prefissati. Ovviamente un lavoretto abbastanza semplice, però insomma dai, piccole soddisfazioni, piccole manutenzioni da fare, soprattutto in vista della stagione prossima, perché ovviamente questo compressore per noi è molto utile. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto, piccole manutenzioni che abbiamo fatto durante soprattutto la giornata un po' più piovosa. Oggi invece vabbè si è tirata fuori veramente una bella giornata, quindi rientriamo in campagna a fare un po' di lavori, però ci tenevamo appunto a concludere questo lavoro perché appunto ci serviva anche in questi giorni il compressore in funzione, perché avevamo una gomma da gonfiare, per cui effettivamente è sempre utile all'interno della nostra azienda. Lo usiamo per ingrassare le nostre attrezzature, lo usiamo per pulire i radiatori durante la stagione estiva, per cui effettivamente è un piccolo attrezzo che però è veramente molto molto utile per i nostri lavori. Quindi vi ringraziamo di essere stati con noi, vi lasciamo qui in fondo come sempre alcune schede, vi recuperate se avete perso qualche video e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata.